Sono Giovanni Mezzarobba e abitavo in questo paese fino all'età di 16 anni. Finito la terza media, sono emigrato e sono andato a Milano. Qua in paese non offriva niente, all'infuori che pastorizia, c'era solo pastorizia, e per capire le condizioni in cui eravamo messi io ho dovuto fare per 2 volte la quinta elementare perché non c'era nessun mezzo che ci portava giù alle scuole medie che erano a Polcenigo. Di conseguenza il primo anno solo all'andata andavamo giù a piedi a fare la prima media, io l'ho fatta a piedi perché il comune ancora non aveva attivato nessun servizio di trasporto. Dopodiché, siccome mio papà era anche consigliere comunale, insomma in qualche modo hanno organizzato un taxi per portarci su quei pochi che andavamo alle medie. E si parlava di che anni? Dunque, praticamente nel 1975 era, perché più o meno è quell'età lì. Dopodiché d'estate invece ho finito le scuole e andavo su con mio papà in Malga. La vita della Malga si svolgeva abbastanza frenetica, ci alzavamo alle 5 del mattino, c'erano 50 mucche da mungere e 250 pecore. Eravamo in 3 perché c'era anche un collaboratore con mio papà. Finito quello, mio papà si dedicava a fare il formaggio, ricotta, burro. Finito quello, io nel frattempo magari davo da mangiare ai maiali, avevamo anche delle galline, e finito questo si andava nella foresta del Cansiglio a tagliare gli alberi per far fuoco e se li portava a casa con i cavalli. Avevamo anche una decina di maiali perché con il latte portavamo su i farinacci, si dava da mangiare, si allevavano questi maiali praticamente. Questa è la vita della Malga. E non solo, si tagliava anche quando era il momento un po' di fieno. Perché? Perché è successo ancora che il 20 di maggio è arrivata una nevicata di 10 centimetri e abbiamo dovuto tenere le mucche in stalla e allora bisognava dargli da mangiare e appunto ogni anno si metteva via questo fieno di scorta. Diciamo che una volta alla settimana c'era un commerciante di coltura il quale ci portava, veniva su a comprare ricotta, formaggio e burro e noi gli davamo la lista della spesa e ci portava su il nostro fabbisogno di quello che avevamo bisogno, poi c'era uno scambio, diciamo, loro ci portavano sul materiale e scalavano da quello che vendeva mio papà praticamente, no? Poi soprattutto questo commerciante, per esempio le ricotte le portava tutte a Venezia a vendere, le usavano per fare gelati, eccetera, eccetera. Sì, e poi noi col cavallo si andava a prendere questi viveri che ci portava su e li portavamo giù perché avevamo un cavallo con la slitta perché non c'erano strade. Attraversavamo il bosco del Cansiglio, arrivare fino alla casa della forestale che in Candaglia una volta era attiva e da lì riportavamo tutto. Mio papà aveva la malga nel Col di Scios, località Col di Scios. Lui è rimasto un bel po' d'anni, dopodiché, siccome mio papà aveva paura dei fulmini, ha deciso di cambiare malga. È andata in un'altra malga 2-3 chilometri più avanti che si chiama Masonilvecchio e lì il destino vuole che proprio lì morì colpito da un fulmine all'età di 43 anni. Dopo quello che è successo, praticamente io nel frattempo ero andato a lavorare a Milano, all'Alemagna, sono rientrato per dare una mano a mia mamma, perché sì, avevamo la possibilità di vendere tutto in blocco, ma voleva dire svendere. Con tutti i sacrifici che si fanno,
Allora ho deciso di venire qua a dare una mano assieme anche a sua compare che era qua in Mesomonte. Abbiamo portato avanti un anno e mezzo, diciamo, tutto quello che c'era rimasto. Col fulmine, assieme a mio papà, sono morte anche 3 mucche. Destino vuole che sono proprio le nostre, perché avevamo nella stalla piccola. Dopo di questo praticamente siamo rientrati, io non sono più partito perché sono rimasto qua e sono andato a lavorare qua in una fabbrica vicino, che quella volta si chiamava Zanussi, e praticamente sono rimasto qua dopo per sempre. Non sono più andato in Malga perché ci sono sacrifici enormi, non c'erano né mezzi, non è come adesso che hai tutto a disposizione, che potresti avere un generatore di corrente, hai l'acqua che puoi portarti su, l'acqua nelle bottiglie. Quella volta non esisteva niente. Noi praticamente bevevamo l'acqua piovana, avevano fatto dei vasconi di cemento e si pescava da quella, non c'era altro, la facevi bollire, ogni tanto la bevevi com'era nelle pere, perché mentre mio papà lavorava io avevo il compito di seguire il gregge, soprattutto le mucche, che non sconfinassero, perché una volta le malghe erano tutte occupate, era tutto prato, tutto bello, però era un tipo di vita, insomma, con tanti sacrifici. Io stavo su volentieri quando arrivava mio cugino da Milano, che allora giocavamo come tutti i ragazzi e lì si perdeva praticamente un po' di tempo a giocare e allora si stava bene, ecco. Allora, suo padre era Aldo Mezzaroba, Sì, un personaggio che per Mezzomonte ha significato tanto. ha significato tutto per il paese, perché è tanto vero che quando è morto lui il paese gradualmente si è spopolato, perché non c'era nessuno che portava più le bestie su in Malga, non c'era più nessuno che faceva il casaro qua in paese e di conseguenza la gente pian pianino ha venduto tutte le... Perché qui c'era una latteria a Mezzomonte. Sì, d'inverno mio papà, quando venivano giù dalla Malga, che rientravano praticamente tutte le bestie del paese, perché lui se le portava su tutte. C'era una latteria sociaria, che lui faceva il formaggio tutte le mattine, era a Turnaria, scusa, la latteria Turnaria si chiama, perché a turno quelli del paese, quando toccava loro, venivano a dargli una mano a mio papà per fare le pulizie, quelle cose lì, insomma, praticamente. In più succedeva che di notte partoriva una mucca, chiamavano sempre mio papà. Lui faceva anche da veterinario, con le sue competenze chiaramente, e da norcino in paese. Lui faceva tutti i salami del paese e praticamente era sempre impegnato, nonché era consigliere comunale nel comune di Polcenigo. Tant'è vero che quando è morto i compaesani hanno voluto dedicargli un cipo su nel sentiero dove lui è morto, sulla Malga del Masonil Vecchio. Okay. Quindi qui in paese ogni famiglia aveva Tutte le famiglie avevano vacca, un paio di pecore, a parte tutti gli animali, come una volta che tutti avevano le galline per l'uovo, avevano tutte le bestioline che si potevano tirare su, la sua capretta, la pecorella. Però Mezzomonte è un paese non facile dove vivere, anche perché non avevate l'acqua. L'acqua, quando è arrivata qui l'acqua? Oddio, adesso la domanda me la fai, comunque non sono tantissimi anni, che è arrivata l'acqua, e una volta andavano giù coi secchi a prendere l'acqua sulle spalle per portarla su. Dopodiché finalmente il comune, ma non c'era neanche la strada, perché la strada era una strada bianca, che è quella vecchia che abbiamo qua alla mia destra, e invece dopo hanno fatto la strada nuova. Una volta Mezzomonte si chiamava Nuvolone, perché le nuvole arrivavano proprio a confine proprio col paese, copriva sempre il paese, copriva il campanile che una volta era di legno, non è come adesso,
e dopo i paesani, i nostri immigranti che sono andati in Francia, praticamente hanno sponsorizzato per fare il campanile come è fatto in questo momento, insomma. Anche perché come tutti i giovani in Malga mi trovavo da solo e con le pecore, da portare a mangiare le pecore, vedere le pecore, dargli una mano a mio papà a mungere. Non mungevo io, ma io spingevo le pecore che andassero, perché il cane ogni tanto le faceva sì correre, perché avevamo 2 cani pastori, però le faceva correre anche troppo certe volte, no? E loro erano in 2 che mungevano le pecore, e allora io stavo lì a dargli una mano, perciò mi faceva alzare presto anch'io, non sempre, per dire la verità. Comunque tutti i giorni portavo sia le mucche che le pecore al pascolo praticamente, e poi tagliavo anche della legna, perché quando rientrava con l'accetta, perché quella volta c'era l'accetta, fino a quando il segone a mano, fino a quando che mio papà non ha comprato una motosega, allora già eravamo molto facilitati. Sì. Io praticamente a 7-8 anni ero già in Malga, perché mia mamma qua non poteva guardarmi, perché doveva andare a fare fieno per l'inverno, perché qua adesso dove vede che ci sono tutti alberi, una volta era tutto prato, tagliavano tutto fino sotto le montagne. Poi c'è una località qua via che si chiama Longiaresse, lì era tutto un piano, era come questo prato qua, perché tutte le estate si segava e si faceva, noi li chiamavamo le mede dei fen, i covoni, che d'inverno poi, perché una volta c'era tanta neve, mio papà con la slitta si caricava e si portava qua per dargli da mangiare alle bestie. Qua no, avevamo gli amici delle scuole praticamente, sì. Qua una volta c'erano 2 bar, uno qua che si chiamava Da Gigio e l'altro era da Larina, dove adesso lo gestisce un mio anonimo, Giovanni Mezzaroba, e quello lì aveva anche generi alimentari, c'erano 2 generi alimentari, tanto per dare un'idea, che adesso non c'è più nulla, il paese è completamente morto. C'era la scuola che però all'inizio avevamo classi separate, dopodiché siccome i bambini e gli alunni erano sempre meno, facevano le fusioni delle classi. Io, come ripeto, ho dovuto ripetere la quinta elementare per poter poi andare giù a fare la prima media a Polcenigo. Una volta in Malga, soprattutto per far avvicinare le pecore e per fargli fare più latte, c'erano dei posti sui sassi enormi che mettevamo il sale. A un certo momento le pecore, in un orario del giorno, venivano lì, perché poi alla sera si mungevano, no? Era per attrarre. E mi sono accorto lì che stavo rientrando verso la casera e dico, ma io qua sono già passato e ho riconosciuto praticamente questi sassi, le salere, noi li chiamavamo, dove andavano praticamente le bestie, le pecore a leccare il sale, insomma. Polenta, formaggi, perché quelli non mancavano, ricotta, no, c'erano anche le lumache, le erbette di montagna, col delle lumache vuol dire, esattamente col dei sciossi, c'erano praticamente tante chioccioline e noi si andava a raccoglierle, e mio papà era bravissimo come cuoco, gli piaceva anche far da mangiare lui, col cao, praticamente quello che si mungeva la sera prima, perché il formaggio lo fai una volta al giorno, però le mucche le mungevi anche la sera. Poi al mattino faceva quel stratto che noi li chiamavamo il cao sopra, e lì le prendeva su e facevamo appunto con sterbette di montagna, il cao e le lumache, veniva fuori una squisitezza, ecco. Si raccoglieva le fraie, quelle fragoline piccoline, che tra le altre cose le donne del paese venivano su a raccoglierle, quelle lì, perché erano preziose, perché le portavano per fare il gelato a Venezia, queste cose qua. E dopo, Venezia. sì, sì, sì. Come le stelle alpine, una volta quelle del paese venivano su a raccogliere le stelle alpine, perché le vendevano, dicono per fare medicinali, dicono per fare libri, non lo so cosa. Sì, e poi noi bambini si mangiava anche la sonclada, cioè praticamente quando per fare il formaggio buttava dentro il caglio,
veniva questa sonclada, così chiamata, e una densità, e la mandavi come un gelato, che era buonissima, tenera e morbida. Era il nostro gelato perché su non avevi niente praticamente. Sì, no, a me piaceva il profumo delle ricotte affumicate, quello mi piaceva moltissimo. Ecco, questo sì. Dopodiché, diciamo che quando mi annoiavo io avevo la possibilità che avevo il cavallo, che ogni tanto, non sempre, ma mio papà mi dava la possibilità di cavalcarlo, chiaramente a pelo. E mi ricordo un fatto una volta che andavo in un'altra malga da vicino, che è un 3-4 chilometri, il cavallo tornando indietro aveva sete, ha visto una lama, quelle lame di montagna dove serve per avverare appunto le mucche, non si è voluto fermare, i miei comandi non gliene è fregato niente, è andato giù di corsa e si è abbassato per bere e mi ha scaraventato dentro la lama. Perciò sono arrivato tutto bello stonfo, così dopo le ho anche prese da mio papà, oltre che... Come si chiamava il cavallo? Non mi ricordo, Non ti guarda, ricordi? questo non mi ricordo. C'erano due uomini, c'era mio papà, che è questo, e c'era mio zio che gli dava una mano, che è questo. Si chiamava Giovanni come me. Mia mamma sarebbe stata l'unica donna, perché mio zio non è sposato. Invece mio papà sì, ma mia mamma doveva rimanere qua perché doveva andare a tagliare il fieno per l'inverno. E una volta il fieno, alla fine ha comprato una macchina. Mi ricordo un'Alpina che era... Se no tagliava sempre col sfalsin, gli chiamiamo noi, con la falce. I sciappin sono quelle cose caratteristiche che praticamente li facevano fatti tutti a mano e addirittura adoperavano suole di stoffa oppure adoperavano gomme delle macchine per poter camminare d'inverno in montagna. Sono le calzature tipiche, insomma, Sì, tipiche friulane, sì. e se le facevano loro in casa. Poi qua la maggior parte delle donne erano quasi tutte sole, perché gli uomini erano immigranti, andavano in Francia, portavano a casa i soldini, andavano in altri paesi d'Europa, addirittura in Canada e così. Praticamente rimanevano qua le donne con i figli e così insomma si dedicavano a queste cose qua. Una volta si trovavano a filare, cantavano, era l'unico momento di aggregamento perché durante il giorno erano tutti a lavorare di qua o di là. Chi addirittura negli ultimi anni aveva trovato la possibilità, con la famosa legge Fanfani, di sistemare dei sentieri di montagna. Era per dare un contributo alla popolazione, e loro alcuni andavano a fare quel tipo di lavoro lì. Praticamente sistemavano i sentieri di montagna e prendevano dei contributi dallo Stato, insomma. E allora quando si trovavano la sera o nelle stalle cantavano e così era un modo per aggregarsi quando non erano sfinite che andavano a dormire prima. Partivano che erano 10-12 che andavano su per queste montagne a allargare i sentieri, a sistemarli, che si chiamava, diciamo, la legge Fanfani, era quella volta mi ricordo. Allora partivano, cantavano e ritornavano cantando perché erano contente. Naturalmente si portavano via un pezzo di pane, un pezzo di formaggio e quello era il loro pranzo, insomma. Piantavano anche alberi in montagna perché, come dicevo prima, qua era tutto prato perché tutto tagliavano. Dopodiché, siccome c'è stato l'abbandono dell'agricoltura, cominciavano a crescere questi alberi selvatici e loro, lo stesso sfruttando un'altra legge, hanno piantato una serie, avevano dei contributi dalla forestale per piantare certi tipi di alberi come castagni. Qua avevamo tanti alberi di castagno una volta. Difatti se andiamo sulla strada forestale qua sopra, camminando lì, troviamo a destra e a sinistra dei castagni anche secolari che adesso stanno morendo praticamente perché sono passati tanti anni. La castagna serviva per tante cose, si faceva farina,
Naturalmente noi non avevamo la struttura, la macchina per fare le farine, le portavamo giù al mulino a Polcinigo, in cambio di una percentuale loro ce la macinavano. In più poi si faceva il cambio castagne con il mais che qua in paese non veniva. E era un altro motivo di sostentamento. C'è stato un periodo che hanno messo alberi di ciliegie, ma le ciliegie non venivano tanto qua perché essendo a 500 metri non rendevano tanto, insomma, ecco. Mesomonte purtroppo nessuno si ferma più qui, perché anche se adesso ci sono le macchine, c'è la possibilità di trasferimento, ma non c'è l'asilo. Ormai in tutte le famiglie lavora marito e moglie e non ci sono le strutture, in questo paese praticamente non c'è nulla, di conseguenza tutti si sono abbassati nei paesi giù dove ci sono l'autobus, ci sono le comodità e qua vengono a camminare tutti i giorni, anche oggi ci saranno state decine e decine di gente che viene a camminare perché è un posto tranquillo, l'aria è sana ed è bello vivere anche d'estate. È incredibile però qua alla sera, durante il giorno non fa caldo anche qua, però alla sera si sta da Dio da dormire con la coperta. Sì, noi praticamente qua come Proloco di Mesomonte cerchiamo di far vivere il paese il più possibile. Quest'anno ci saranno anche qualcosa in più del solito perché abbiamo i 40 anni della Proloco di Mesomonte e cercheremo di fare qualche attività supplementare. Sì, perché essendo nato qua, pur vivendo giù, qualcosa è rimasto nel cuore, pertanto se non altro per tutti i sacrifici che ha fatto mio papà e cerchiamo di tenere questo paese in vita e vedo che la gente viene su molto volentieri, difatti la Sagra delle Castagne è sempre molto molto ambita e c'è tanta gente che viene su, anzi facciamo fatica a stare dietro, purtroppo a nostro favore è che abbiamo una certa età e i giovani fanno fatica a avvicinarsi. Loro sono già bravi che vengono a darci una mano il giorno della sagra, però il prima e dopo tocca sempre a noi vecchietti. Le Proloco, specialmente in un paesino come Mesomonte, penso che sono destinate a chiudere. Mi dispiace tanto perché non abbiamo giovani. Io pregherei i giovani di venire a darci una mano. Loro sono bravi, quelli che abbiamo vengono sulla domenica, però ci servirebbero prima e dopo la sagra, perché servono anche il giorno della sagra, perché senza di loro non riusciremo a fare niente. Però speriamo di tirare avanti ancora qualche anno, dai, e speriamo che sia qualche giovane che si avvicini a noi. La mia mansione, diciamo, è assistenza tecnica, sono un factotum. Io vado quando mi chiamano, quando una macchina si ferma, quando c'è qualche problema e con la mia cassettina di attrezzi intervengo e cerco di risolvere i problemi, insomma, ecco. Ma soprattutto il prima e il dopo che noi vecchietti dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Questo. Ma una volta noi alla Sagra delle Castagne, i primi anni, facevamo anche delle gare, le gare delle slitte, e così c'erano dei piccoli trofei, e insomma una volta si usava anche fare il falò, adesso è diventato molto più complicato perché ci vogliono dei permessi, eccetera, eccetera. E anche tornando alla sagra sta diventando sempre più difficile perché con la legge di quest'anno stiamo appunto valutando col nostro commercialista cosa si può fare. Io mi chiamo Graziella, sono nata a Mezzomonte, da genitori di Mezzomonte. Poi ho dovuto andare via per ragioni lavorative a Milano. Ho vissuto a Milano, mi sono sposata, ho avuto 2 figli lì, il terzo l'ho avuto qua, quindi abbiamo ripreso le origini. Abito a Mezzomonte, per adesso mi trovo bene. Siamo circondati da pochi ma buoni amici. Basta, abbiamo iniziato noi 40 anni fa con altre 3 coppie, scusa, a gestire un Proloco. Prima dell'86 si festeggiava comunque
l'agosto con i paesani che tornavano ed erano molti, con una sagra che avevamo definito sagra delle ciliegie, perché allora era più, il terreno era più trattato, più vissuto, quindi. E poi siamo andati avanti per parecchio, ci siamo un po' evoluti, eravamo giovani, perché 40 anni fa eravamo giovani, c'è stata sempre un po' di partecipazione, diciamo, stentata con quelli di Mezzomonte. Abbiamo avuto molta collaborazione dall'esterno, da persone che venivano a Mezzomonte perché gli piaceva Mezzomonte, quindi ci supportavano anche. La sesela l'adoperavano quelli che andavano in montagna o nei prati qua in giro. Prima facevano il taglio con la falce o il falcino, dopo per fare bene le cose, perché si sono fatte bene le cose, usavano la sesela per rifinire, no? Sì, attorno agli alberi. Intorno agli alberi, intorno ai sassi, Per intorno non ai muri. sprecare neanche un pelo d'erba, perché Era un attrezzo molto usato. Le corde da falso sono le semplici corde che usavano per far su come si dice, non era un covone, una fascina una fascina da portare sulle da spalle. portare sulle spalle di fieno o di erba. Le legavano con le due corde, facevano tipo pacchetto. Le mede erano i covoni grandi che si facevano e che si lasciavano lì parecchio tempo, non li portavano a casa, perché i mar, ad esempio, erano quei covoni piccoli che si faceva subito dopo il taglio, quando l'erba non era ancora asciutta, allora la facevano e la rifacevano ed erano quindi piccoli, cioè una quantità. Invece la meda la facevano quando il fieno era proprio secco e poi la lasciavano lì fino a quando non avevano bisogno. La verla è praticamente la gerla La gerla, quei che furlani. usavano sempre per il fieno. La tiviera era un attrezzo che si usava per trasportare, nella maggior parte dei casi, al devan, il letame, che portavamo dalla stalla fino ai prati per coltivarli, insomma, per mettere le patate, per mettere il grano turco. Chapins mia madre li faceva, io non ho voluto imparare, purtroppo mi dispiace oggi come oggi. Per quanto riguarda la lana si ricavava dalla pecora, si filava, si cosava e poi si lavorava ai ferri perché facevano calzini, maglie intime soprattutto perché dovevano fare le maglie belle calde e quindi usavano quella lana lì, pura lana vergine in questo senso, e quasi tutti la lavoravano, anche le ragazze giovani un po'. Di sera si raggruppavano nella stalla e chi faceva maglia, chi filava, chi raccontava anche le favole, le storie inventate naturalmente, e ci si ritrovava lì perché era l'ambiente più caldo, soprattutto d'inverno, perché c'era solo la stufa o il caminetto. Le camere insomma non erano certo riscaldate e i bagni nella maggior parte dei casi erano molto lontani da casa, quindi scomodi. Dopo invece è arrivato Don Genesio nel 51 e come si dice, ha portato un po' di interesse in più anche rispetto ai giovani e ai bambini che c'erano una volta. Aveva istituito una piccola biblioteca nella Canonica e poi aveva fatto una specie di colletta, era partito da Mezzomonte, era andato a raccogliere i fondi per fare il campanile da tutte le persone emigrate, no? In Francia, a Milano, e aveva risolto perché poi le donne di Mezzomonte sono andate a Crode e hanno costruito il campanile di Mezzomonte e nel 54 l'hanno praticamente iniziato. Nadi per curiosità sedut sul nostro bel campanile nuovo. A sta lassù le case del paese le pare un club de fede, sembrano un gregge di pecore, che le va a passon. Qualcheduna le fora dal club, ma se vei che noi là nessuna guoia, non ha nessuna guoia da sciampà. Invece, assomea che le stai un po' più lontan
doma per non intrigare aquelle altre. In fin dei conti, tutte le se vuol tan bin. Mi pareva sentire la voce de ugne per contarmi la storia del paese della Mont. La piveccia ed erocata de ste case con un fil de flat. La scommettat così. Chi sto paese ca alle nassut desfortunat. In prim che gli è venuto e sta cassù, i prim che gli è venuto a sta cassù, all'era anche laurea ante il bosco. Venezia, intorno al 1200, l'aveva tan bisogno dell'enc de laurea, comot, tastinier e obre, e l'ha pensata da farlo venire tut colaga del Gorgaz e della Livenza, ancia delle Mont, là che comandai i conti del Castel de Borg. A dire la verità, non gli era buono da chattare dentro per desbocciare. Allora i veneziani gli ha mandato su un puoce di femmine e le ha cognuta da tasse alla manco pedo. I mezzaroba e i zanchetti venivano dalla Dalmazia, i de Bortoli un cui gli puos mana volta gli era tanch. Era nascut su pal Canal de Fer vicino Pontebba. Al fier gli è capitato più tardi dai coi ugani, poco su poco, pressappoco, poco su poco, dove vicino Vicenza. Anche Santinse è venuto da po' e non si sa neanche da che banda. I Platon, vi era una deramazione di mezza roba e gli è chiamato così perché gli si è tirato via de Platon vicino alla lama dei stai, che vuol dire dei stales. Per fortuna adesso l'è stroppata, perché una volta la portava a che malattie e mucui. Le belle savè che i mezzarobe e i zanchetti era fardiei e gli è stato chiamato così perché gli ha conosciuto a spartire la roba. Zanchetta era un soragnon, che vuol dire zancaner, e gli ha scommettato a chiamarlo a sto maniera per distinguerlo da suo fratello piveccio. Al nostro paese intorno al 1400 si chiamava Nuvolone, che vuol dire negolon, perché dal bosco fis si alzea sempre una caliga scura. Col passare del tempo, anche il bosco grande è stato tagliato e distrutto, anche la caliga è sparita, e la venda dei paesi vicini intorno al 1700 la scommettata chiamata Medomont, la vecchia borgata del negolone.